9 ottobre 1906 nasce in Senegal Léopold Sédar Senghor. Dopo gli studi a Dakar parte nel 1928 per Parigi. Qui, con l'antilliano Aimé Césaire, teorizza e diffonde il concetto di négritude, sostenendo la possibilità di pensare e scrivere secondo modelli diversi da quelli forniti sino ad allora dalla cultura europea. Poeta e insegnante, contribuisce alla scoperta della cultura africana, dalle arti alle lettere. Prigioniero dei tedeschi e combattente nella resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945 viene eletto deputato in Senegal, diventando nel 1960 primo presidente della Repubblica del Senegal. Muore nel 2001.